sul settore turistico si può fare di più? Sicuramente si può fare di più. Mi pare però che la commissaria europea, ma soprattutto il sottosegretario allo sviluppo economico della Repubblica di Slovenia abbia sottolineato l'importanza del tavolo che sapete essere ormai avviato in modo importante tra la Regione e la Repubblica di Slovenia. Il prossimo incontro è il 15 febbraio. Uno dei temi, proprio la presenza anche del vicepresidente Bolsonaro, è proprio quello del turismo, per cui le infrastrutture saranno una parte importante di quell'incontro e mirano a rafforzare i nostri rapporti anche per sviluppare le rotte turistiche. Presidente, senza competitività l'Alto Adriatico? Mi pare che sia stata chiara anche la commissaria. Il lavoro che sta facendo la Commissione europea per quanto riguarda il quarto pacchetto ferroviario e anche il regolamento sulla portualità, ma se volete lo stesso impegno che ha assunto il governo italiano attraverso i decreti attuativi della nuova governance dei porti, vanno nella direzione di dare assoluta competitività e snellezza ai porti italiani dell'Alto Adriatico, anche in vista delle grandi sfide che abbiamo con l'apertura appunto del canale di Suez, la possibilità di intercettare nuovi traffici e soprattutto la possibilità di stringere sinergie importanti con i paesi dell'Est e dell'Asia dell'Est. Il recente accordo con RFI va in questo senso dunque? Sì, direi che sulle grandi rotte europee, dei corridoi europei, l'accordo che abbiamo sottoscritto con RFI ci permette di avere davanti una programmazione lunga 17 anni nella quale fare investimenti importanti sia sulla velocizzazione sia, come ha ricordato l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, una programmazione importante sulle rotte trasfrontaliere e su quelle interne. Cito tra tutte il nodo di Udine, la rete dei bivi di Mestre e la velocizzazione Venezia-Trieste, che ci permetteranno oggettivamente di ritrovare una competitività che nel tempo, ahimè, sul settore ferroviario abbiamo perso. Severna jadranska pristanišča predstavljajo izjemno pomembno okno oziroma vstopno točko za. Per quanto riguarda i porti dell'Alto Adriatico, essi rappresentano una finestra, un punto d'entrata per i beni e le merci che vengono poi dirottate verso i centri, i grossi centri industriali dell'Europa centrale. Penso alla Germania meridionale, alla Polonia meridionale, alla Repubblica Ceca, alla Slovacchia, anche alla Slovenia e all'Italia. Per la Commissione europea i porti dell'Alto Adriatico rappresentano una porta quindi verso questi paesi. I porti sono composti da porti italiani, sloveni e croati. Mi auguro che i porti italiani, sloveni e croati riescono ad unirsi, riescono a collaborare per formare un'economia di scala affinché ci si renda conto che ogni investimento in un porto garantisce anche una migliore circolazione delle merci e quindi un migliore valore aggiunto, una qualità più alta dei beni stessi che vengono prodotti. Per l'Asia i porti dell'Alto Adriatico ovviamente sono soltanto una delle vie d'accesso verso l'Unione Europea e non bisogna dimenticare che noi cerchiamo sempre di trovare i percorsi ottimali. Se non vi sarà l'organizzazione giusta e adeguata per veicolare il traffico attraverso i porti dell'Alto Adriatico, si troveranno delle nuove soluzioni, perché bisogna garantire comunque sempre la circolazione delle merci e il buon flusso delle merci. Però io sono convinta che, vedendo i partecipanti che sono stati invitati alla conferenza di oggi, avendo visto l'energia che c'è in sala, considerati i nuovi flussi trasportistici, anche l'apertura e l'allargamento del canale di Suez, credo che con un po' di saggezza economica e politica gli attori dei porti dell'Alto Adriatico riusciranno a collaborare e riusciranno a mettere in piedi una struttura d'eccellenza che consentirà di raggiungere tutti questi obiettivi che abbiamo menzionato adesso. In da bomo videli nadaljni razcvet severno-jadranskih pristanišč.